Si è svolto presso le vie del centro il Mercatino dei Giochi, un'iniziativa straordinaria gestita e tenuta dai tanti bambini partecipanti che hanno così potuto vendere o scambiare i loro giocattoli e i loro libri. Al termine della mattinata si è tenuta la cerimonia di premiazione dei disegni vincitori. Il premio è stato consegnato direttamente da parte del sindaco e dell'assessore alla cultura, che con difficoltà hanno dovuto scegliere fra i tanti e meravigliosi disegni composti con cura dai bambini sul tema del Natale. È già qualche anno che come amministrazione sollecitiamo la partecipazione degli alunni e delle scuole elementari e degli studenti delle medie per esaltare la festa di Natale sia da un punto di vista religioso che sociale e politico, secondo le varie religioni, le varie tendenze, per dare un valore aggiunto a Natale. Noi tra l'altro questo concorso di disegno sarà premiato, lo mettiamo sul nostro notiziario come copertina. Ma non c'è un disegno che rappresenta meglio la festa natalizia, bisogna entrare nella testa dei bambini e capire qual è il significato per loro del Natale. Negli anni abbiamo avuto disegni con un oggetto, un soggetto prettamente religioso, quindi la natività piuttosto che qualcos'altro, ma anche disegni che hanno rappresentato dei concetti molto più elevati, se così possiamo dire, quindi la pace, la fratellanza, l'integrazione, l'uguaglianza, quindi i bambini hanno spaziato veramente con la fantasia ma trasmettendo dei valori importantissimi. Al concorso hanno partecipato numerosi studenti delle scuole medie. Alla mattina tutti i disegni sono stati esposti nel centro della via cittadina interessata dalle numerose bancarelle dei bambini che, accompagnati dalle loro mamme e papà, hanno potuto cimentarsi in un'importante iniziativa di recupero dei loro giochi. Questa cosa del mercatino è nata quasi uno scherzo quasi, per caso. Una bambina nel 2010 mi scrisse una letterina che protocollò in comune e mi mise anche il numero di telefono. Io la chiamai, venne in comune e mi spiegò con dovizia di dettagli qual era la sua intenzione. Aveva un sacco di regalini, di giocattoli, di cose che non utilizzava più e che le dispiaceva buttare via. E allora mi disse: io vorrei venderle queste cose. Facevo un regolamento per regolamentare il mercatino dei ragazzi con la presenza ovviamente dei genitori, e questo è nato e sta veramente avendo un grosso successo. Tutti i disegni degli studenti hanno espresso messaggi di speranza e di solidarietà umana, evidenziando il Natale come un momento di festa e di riflessione. L'incantevole cittadina di Fossalta di Piave si è così ricoperta dai tanti colori dei disegni e dei numerosi sorrisi spensierati e felici dei bambini, lasciando un bel ricordo nei tanti nonni e nelle mamme e papà intervenuti a questa importante e originale manifestazione locale. È un'iniziativa che fa bene soprattutto ai bambini, perché per loro è una proposta, per sperimentare e mettersi nel mondo del commercio. Speriamo bene, vero?